massacro del Grappa. Vi faccio notare che quest'anno, per quanto la nostra rassegna si chiami Venerdì Storia, gli incontri non cadranno sempre di venerdì, quindi fate attenzione al calendario che varia in base anche alla disponibilità della sala, ma soprattutto dei nostri ospiti e relatori. L'incontro di stasera vede come protagonisti l'ingegner Furio Yes, che ci racconterà, ci parlerà del libro Conchiglie nella sabbia, che sarà possibile per chi vuole, per chi vorrà acquistarlo anche in fondo alla sala al termine dell'incontro, e assieme a lui una presenza nota, il professor Francesco Tessarolo, che ancora una volta ringrazio perché è davvero grazie anche al suo contributo, al suo lavoro instancabile che queste rassegne riusciamo a realizzarle. Oltre all'associazione AVL che il professore rappresenta, collaborano nella realizzazione della rassegna le associazioni AMPI, 26 settembre, Istrevi, ACLI e quest'anno abbiamo avuto anche il sostegno della Fondazione Banca Popolare di Marostica per questa rassegna. Io non voglio rubare altro tempo perché le cose da raccontare, i fatti da narrare sono davvero molti, quindi lascio subito la parola all'ingegnere Furio Yes, che ringrazio ancora. Buonasera, vi ringrazio molto per questa presenza così numerosa che non mi aspettavo e quindi mi riservo mi riservo di essere più esaustivo e ampio nel prosieguo. Allora a me il compito di presentare il contesto nel quale inserire le vicende di questa famiglia bassanese. E il punto di partenza è la Trieste asburgica, che qui vediamo raffigurata nell'opera di un pittore datata 1909 e doveva ispirare la modernità e la bellezza della Trieste di quell'epoca. Se andiamo a vedere qual è il contesto storico, la sequenza che va dalla fine della guerra di indipendenza 1866 fino alla conclusione della seconda guerra mondiale vede i confini tratteggiati con tanti colori che si succedono rapidamente. E questo non è solo un fatto strettamente storico, ma una citazione importante che merita, seppur datata 1982, è questa di Ara Angelo e Claudio Magris, intitolata Trieste identità di frontiera, che dice molto di più come questi secoli si siano intrecciati in forme culturali diverse, sovrapposte, in gran parte amiche, pacifiche, però lentamente, soprattutto nel corso della fine dell'Ottocento, emerge quel nazionalismo che avrà le conseguenze raffigurate nella cartina storica. Ecco, da Trieste asburgica a Galeata, pochi chilometri da Predappio, si svolge la vicenda del padre dell'ingegnere Lucio Yes e Luciano, e qui merita anche aggiornare i riferimenti perché tanti dei posti che sentiremo hanno oggi cioè un toponimo molto diverso che fa capo a questa che è la Slovenia. E pensate che manca la precisazione sul confine inferiore che è tuttora in discussione con la Croazia. Ecco, non era così, dando uno sguardo storico, alla fine del Settecento, prima che Napoleone svendesse la Repubblica Veneta all'Austria. E infatti in questa cartina, che è datata 1782, si vede che non c'è continuità del territorio veneziano di terra, perché Trieste, per non finire sotto il dominio veneziano e le continue scorribande dei veneziani, già nel 1382 si era
data spontaneamente all'impero asburgico e quindi era sotto il dominio degli Asburgo, i quali nel 1719 cambieranno radicalmente il futuro, la storia della città, perché la dichiareranno porto franco, con l'esenzione dei dazi per le merci, l'assenza di imposte, di tasse, e così in breve tempo la città dai 4.000 abitanti, che si vede qui raffigurata con pochi edifici, crescerà enormemente e arriverà nel censimento ultimo sotto l'Austria a 229.000 abitanti. Ecco, questa è la Piazza Grande, era una delle città più belle dell'impero, la seconda dell'Austria dopo Vienna, la terza per grandezza dell'impero e il primo porto dell'Adriatico. Pensate che ogni mattina a Trieste arrivavano, ancora alla fine dell'Ottocento, le navi che raccoglievano il pesce pescato nell'Adriatico lungo tutta la costa e via ferrovia arrivava quotidianamente a Vienna. Vi erano anche cantieri navali, vi lavorò il nonno materno dell'ingegnere e autore del libro, e proprio qui venne costruita da 2000 operai in 25 mesi la Viribus Unitis, che sappiamo finirà con la fine della Grande Guerra. Questa caratteristica multietnica e pluriconfessionale è descritta in quest'altra mappa che dice la popolazione italiana, dove era distribuita, gli sloveni e i croati e le altre nazionalità. Significativo che nel 1882, il 30 settembre, proprio quinto centenario della dedizione di Trieste all'Austria, no, dovesse arrivare in visita alla città l'imperatore Francesco Giuseppe, che gli austriaci chiamano Francesco Giuseppe I, mentre noi italiani togliamo il numerale, e l'imperatrice Sissi. Ecco, in vista di questa visita, che avrebbe dovuto sancire la perennità della dedizione di Trieste all'Austria, emerge la figura di Guglielmo Oberdan, che era il figlio illegittimo di una giovane slovena che di cognome faceva Oberdank, che rimase incinta ad opera di un soldato veneto arruolato nell'esercito austro-ungarico, il quale però non riconobbe il figlio. Cosicché quando questa si sposò regolarmente non venne riconosciuto dal nuovo padre, per cui mantenne il cognome della madre e italianizzò sia il nome che il cognome. Le vicende di Oberdan sono importanti. Terminata la scuola superiore andò al Politecnico di Vienna, poi venne chiamato alle armi per andare a occupare in quel momento con l'esercito austriaco la Bosnia-Erzegovina. Disertore, con altri due amici filo italiani, arriva prima nelle Marche, poi a Roma, aiutato da garibaldini e repubblicani, ed è in queste circostanze che conosce personalmente Garibaldi. Ecco, 1882 vuol dire però anche la firma della Triplice Alleanza e qui a maggio e pochi giorni dopo la morte di Garibaldi. Quindi l'impossibilità di costruire una Trieste italiana. Ed è per queste ragioni che Guglielmo Oberdan si procura una bomba adatta ad attentare alla vita dell'imperatore, che sarebbe arrivato a Trieste. E di fatto, procurata la bomba, viene denunciato da due confidenti austriaci che lo seguivano
viene imprigionato senza dare il suo nome, cosa che però appare evidente ben presto. La madre chiede la grazia per il figlio, che però il figlio non vuole ottenere. E così 24 anni, e viva l'Italia e viva Trieste libera, sale sul patibolo sorridendo. La figura di Oberdan avrà un largo seguito, se non altro nella propaganda, una cartolina fake, diremmo oggi, fa vedere la Piazza Grande col sogno di Oberdan invasa dai ciclisti bersaglieri. Altra cartolina con la domanda fatidica quando, la stessa piazza con il tricolore che sventola ovunque. Nonostante la vicenda di Oberdan, il 25 marzo dell'89 viene inaugurato questo monumento a celebrare la dedizione di Trieste all'Austria. E non è un caso che proprio a Trieste arrivino le salme dell'erede al trono, l'arciduca Francesco Ferdinando, e di sua moglie, uccisi a Sarajevo, le cui salme vengono portate a Trieste via mare per poi prendere il treno e arrivare a Vienna. E qui siamo proprio davanti alla stazione centrale di Trieste dove partirà. Scoppia la Grande Guerra, l'Italia il 24 maggio fatidico abbandona di fatto la Triplice Alleanza e i triestini rispondono in questo modo. Vengono assaltati la sede del giornale Il Piccolo, il caffè San Marco, i negozi italiani, il monumento a Verdi che sorgeva in questa piazza San Giovanni, dove mi raccontava l'ingegnere c'è una buona pasticceria che nella cartolina dell'epoca si legge, e il monumento a Verdi viene cosparso di vernici. Il comune, per preservare 4 lapidi che ricordavano i consiglieri comunali italiani che avevano difeso l'italianità di Trieste, pensa bene di rimuoverle, solo che nel farlo vengono distrutte. Scoppia la guerra e i primi ad andare a combattere sono i triestini, i friulani e i trentini. Vanno a combattere non sul fronte che avranno in Italia, ma in Galizia contro i russi. Alla fine della guerra saranno circa 50.000 che combatteranno nelle fila dell'esercito austro-ungarico e circa 1 migliaio invece diserta per unirsi all'esercito italiano, come Fabio Filzi oppure Nazario Sauro. Finisce la guerra, Trieste perde tutto l'entroterra che era l'intero impero austro-ungarico e si trova uno striminzito entroterra fatto dall'Istria e dalle colline del Carso. E appena finita la guerra, proprio la storia si capovolge. Le colonne dell'imperatore Carlo VI nella Piazza dell'Unità, che adesso non è più Piazza Grande ma Piazza dell'Unità, e dell'imperatore Leopoldo I, quello che aveva accettato la dedizione, nella Piazza della Borsa, sono 2 ingombri stradali, non meritevoli che di essere ridotti in frantumi per ghiaia e zavorra. Quindi le statue vengono tolte. E anche quella che era la statua della dedizione all'Austria viene smontata, la statua in bronzo viene portata al magazzino comunale e rimane, a quel che so, solo la testa esposta al Museo Revoltella. A parte questa battaglia dei monumenti e delle lapidi, la fine della guerra a Trieste vuol dire 13 luglio del 20 l'incendio del Narodni Dom, cioè del centro culturale slavo che segna l'inizio dello squadrismo fascista. De Felice lo definisce proprio il vero battesimo dello squadrismo organizzato. Trieste, dicevamo, non ha più quello sfondo che era l'intero impero e il fascismo, oltre a una politica di confine molto netta, cambiando i nomi, vietando
la lingua slava, slovena e croata, cerca in qualche modo di cambiare anche le sorti della città. Prima di tutto buttando giù i quartieri storici di origine medievale, come esibizione di potenza, di supremazia. Poi costruendo una piazza a Oberdan, dedicando una piazza a Oberdan e costruendovi la casa del combattente. E al posto dei quartieri più poveri, popolari, ma di origine storicamente medievale, nascono Largo Piave, via Nizza, oppure il Colle San Giusto, dove viene eretto il monumento ai caduti. Dal punto di vista economico, il porto di Trieste cresce anche la produzione cantieristica e sono decine le navi da guerra, gli idrovolanti, i sommergibili che vengono costruiti a Trieste. Addirittura a Trieste comincia anche l'aviazione civile con la Società Italiana Servizi Aerei, cosa che non aveva mai voluto fare l'Austria asburgica. Viene fondata nel 1924 e poi l'edificio è costruito ben più tardi, anche l'Università Italiana a Trieste, che per secoli o decenni sicuramente gli studenti italiani avevano chiesto, ma non avevano mai ottenuto. Significativo, e chiude questa rassegna del contesto storico da cui parte Luciano Ies, il fatto che proprio a Trieste, che era il capoluogo della tolleranza, dell'apertura, della multiculturalità, vi erano chiese ortodosse, vi erano sinagoghe e per secoli le varie religioni erano sempre andate d'accordo. Ecco, significativo che il 18 settembre del 38, proprio a Trieste, Mussolini, da Piazza dell'Unità, proclami le leggi razziali. E a questo punto merita approfondire la storia di questa famiglia che poi diventerà bassanese. Per cui ben volentieri do la parola all'ingegner Ies, soffermandomi sul titolo Conchiglie nella sabbia, che forse merita qualche riferimento, e sul perché abbia voluto scriverlo. Grazie. Yes. Vorrei iniziare dicendo due parole proprio sul mio cognome, perché per tutta la vita mi sono sentito chiedere: ma da dove viene questo cognome? E mi sono sempre sentito, non senza un certo fastidio, un alieno. Se fossi nato e vissuto a Trieste, questo non sarebbe successo, perché a Trieste il fatto che uno si chiami Ies o Kosulic o Gosler o Schmitz o Botteri non desta alcuna meraviglia. E questo perché questa città è costituzionalmente un luogo in cui si incrociano molte frontiere e quindi molte culture e quindi lingue e quindi nomi. Io non so proprio da dove provenga questo mio cognome, del resto, quasi assente a Trieste. Salendo per i rami, la figura più lontana che riesco a stento a mettere a fuoco è quella di mio nonno Rodolfo Ies, nato attorno al 1860 e deceduto nel 1928, ben prima della mia comparsa nel mondo. Forse lui avrebbe potuto darmi qualche lume. Per quanto riguarda il mio piccolo libro, mi rendo conto che esso, contenendo ricordi spesso del tutto personali, potrebbe non incontrare l'interesse di molti. Devo quindi precisare che esso è nato a seguito delle insistenze dei figli di mio fratello a lasciare una traccia del pregresso familiare, del quale io ero l'ultimo depositario. Quanto ho scritto, è passata ormai una dozzina d'anni,
Era pertanto destinato nelle mie intenzioni, ai miei familiari e a una ristretta cerchia di amici. Poi la consapevolezza che in un più vasto ambito, soprattutto quello dei giovani, le lontane e terribili vicende degli anni dell'ultima guerra, nonostante le persistenti e doverose commemorazioni ufficiali, erano per così dire impallidite o dimenticate. Mi ha indotto questa consapevolezza a superare le esitazioni che mi tenevano ben chiuso e protetto nell'involucro dei miei ricordi personali e familiari. Mi ha molto colpito e gratificato il messaggio che una ragazza mi ha trasmesso dopo la pubblicazione del volume. È questo: "Salve, ho avuto la fortuna di poter leggere il suo romanzo, una storia difficile che mi ha emozionato e colpito. Io sono molto giovane e queste sono le influenze positive che mi servono. Una testimonianza del dolore che possiamo causare. Sicuramente è riuscito nel suo intento di trasmettermi memorie per un futuro migliore. Grazie." Il titolo "Conchiglie nella sabbia" si è presentato alla mia mente dopo la stesura del testo, quando mi sono reso conto che in definitiva avevo fatto un collage di ricordi e di ricordi, attingendo sia alla mia memoria, sia a documenti, lettere, cartoline, fotografie trovati nella scatola di latta dove, come in ogni famiglia, viene conservato ciò che non si ritiene giusto sottrarre ai posteri. Tutti questi elementi mi hanno suggerito l'immagine delle conchiglie, resti di una vita anteriore che uno trova passeggiando lungo la battigia. Il sottotitolo adombra il vago ricordo di un sentimento, da me provato alla fine della guerra, quello della speranza di un mondo migliore, ma era evidentemente un'illusione. L'immagine di copertina che ho carissima è quella di mio fratello a 16 anni e di me a 6 mesi, nel giardino della nostra casa, della nostra prima dimora bassanese in via Battaglione Bassano. Tornando a mio nonno Rodolfo, vorrei aggiungere 2 parole su di lui. Parlava il dialetto triestino, l'italiano e, essendo un funzionario delle Imperial Regie Poste, il tedesco. Ignoro che studi avesse fatto, ma ho le prove che coltivava disinvoltamente il greco e il latino. Quando si sposò andò ad abitare in via Vasari, a 2 passi da largo Barriera Vecchia, e del palazzo nel quale tra il 1910 e il 1912 abitò James Joyce con la famiglia. Lo scrittore era un habitué della fronteggiante e famosa pasticceria Pirona, che da poco purtroppo ha chiuso i battenti, e della quale in famiglia si favoleggiava per antiche frequentazioni. Mi piace immaginare che magari ci sia stato qualche scambio di saluti fra lo scrittore e i miei familiari. E in via Vasari nacque nel 1894 mio padre Luciano Ies. Egli frequentò, come tutti i rampolli della borghesia cittadina di lingua italiana, il ginnasio comunale superiore Dante Alighieri, di cui parla ampiamente nei suoi ricordi il suo quasi coetaneo Gianni Stuparic, sia in veste di studente che di insegnante. Gianni Stuparic e suo fratello Carlo, sia detto per inciso, fecero parte di quel migliaio di giovani triestini che nel 15 disertarono
e si arruolarono nell'esercito italiano. Carlo rimase ucciso nel 16 sul Monte Cengio. Altre migliaia furono mandate in Galizia, come ha detto il professore, sul fronte russo, e molti vi restarono. Il percorso scolastico di mio padre, molto portato per le discipline umanistiche, già da giovane dava di sé un'immagine molto professorale, non poteva sfociare che nell'iscrizione all'università, ma Trieste, la terza città dell'impero, per ragioni che si comprendono da quanto già detto, ne era sprovvista. Bisognava recarsi nel cuore dell'impero per diventare dottori. Le sedi più comode erano Vienna o Graz. Papà scelse la più vicina, cioè Graz, che era comunque un'ottima università, iscrivendosi nel 1912 alla facoltà di filosofia, che comprendeva tutte le discipline di carattere umanistico. A Graz gli studenti parlanti italiano, triestini, istriani, della costa, dalmati, non dovevano essere pochi, se avevano addirittura un circolo dove ritrovarsi. Ed è singolare che esso fosse intitolato a Giosuè Carducci, il più famoso poeta italiano del secondo Ottocento, dichiaratamente repubblicano e anticlericale, e che nella sala, non proprio di messa, fossero in bella mostra i ritratti di Verdi e di Garibaldi e di chissà quali altri grandi nomi del Risorgimento italiano. Nel 16 Luciano Ies venne chiamato alle armi e dopo un rapido addestramento il suo reparto fu inviato a presidiare il porto di Pola e poi sul fronte rumeno. Nel luglio del 18 tornò a Graz, dove sostenne brillantemente l'esame di laurea con una tesi sulla cronica di Fra Salimbene da Parma e la Divina Commedia di Dante Alighieri. Poco dopo l'impero crollò e papà tornò a Trieste e la trovò italiana. Nel 19 dovette reiterare l'esame di laurea a Padova per il riconoscimento del titolo. La famiglia Lugnani, quella della mamma e degli altri 6 fratelli e sorelle, abitava nel quartiere di San Giacomo, quartiere operaio e popolare. San Giacomin era il termine che i bravi borghesi del borgo teresiano, i triestini doc, usavano sprezzantemente per indicare non solo chi proveniva da quel quartiere molto rosso, ma soprattutto persona di bassa estrazione sociale e di scarsa cultura. I miei nonni materni erano originari di Pirano e dopo il matrimonio, sul finire dell'Ottocento, si erano trasferiti a Trieste. Abitavano in una piccola casa inserita in una schiera di Via dell'Industria che digradava verso i cantieri navali dove il nonno aveva trovato lavoro. Da Via dell'Industria, nelle giornate serene, si poteva vedere emergere dall'orizzonte marino la sagoma del Duomo di Pirano, il cui campanile imitava in scala un po' ridotta quello di San Marco, a testimoniare la lunga dominazione veneziana sulla costa adriatica, da Muggia a Ragusa. Per alleggerire i gravosi impegni della nonna con la sua sempre più numerosa figliolanza, la mamma, che era la primogenita, era nata nel 1900, nella fanciullezza e nell'adolescenza passava le sue vacanze estive dai nonni materni a Pirano, anzi a Sezza, dove avevano un podere dal quale traevano il loro sostentamento. Apro una parentesi personale. Nell'agosto del 1957
La mamma sentì il richiamo di questi suoi luoghi e mi ci portò, anche per premiare le fatiche sostenute in occasione dell'esame di maturità. Fu una vacanza bellissima e la scoperta di un mondo noto nell'immaginazione, ma nuovo nella realtà. I ricordi, in proposito, potrebbero portarmi troppo lontano. Nel 1967, l'ultima volta che ebbi occasione di passare in quei luoghi, li trovai sfigurati. Erano sorti grandi alberghi e casinò e le saline di Santa Lucia, così piene di luce e di profumi di mare, erano state trasformate in un enorme porto turistico stipato di barche di lusso e ne fuggii sconvolto. Ma tornando agli anni della guerra, dal 15 al 17, Trieste doveva essere una città triste, una città di retrovia. Il fronte era praticamente a Duino. Nella tarda estate del 17, forse sotto le Armada, svanì. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Un certo Girolamo Vianello di Pellestrina, che aveva appena compiuto gli studi liceali. Suo fratello, Giovanni Battista, classe 1982, studente di ingegneria, che 50 anni dopo sarebbe diventato mio suocero, nei 2 anni precedenti si era fatto molte delle 11 battaglie dell'Isonzo, poi venne Caporetto e ad essere retrovia fu Bassano. Quando la guerra finì, la mamma, che giovanissima aveva trovato un impiego al comune di Trieste, nel 1919 venne distaccata alla segreteria dell'Istituto Tecnico Comunale Leonardo da Vinci, proprio quello nel quale il neolaureato Luciano Ies, al neolaureato Luciano Ies era stato affidato il suo primo incarico di insegnante di lettere. E lì scoccò la scintilla. Le nozze vennero celebrate nella cattedrale di San Giusto il 15 luglio 1922. I novelli sposi presero casa proprio lì vicino, in una palazzina che sorgeva sul sito dove negli anni 30 fu eretto il monumento ai caduti. Qui, l'8 giugno del 1923, proprio sotto il melon, vide la luce Lucio, mio fratello, un triestino che più triestino di così non sarebbe potuto essere. Nel 24, a seguito del riordino delle carriere nella scuola, la mia famiglia si trasferì a Gorizia, dove rimase fino al 1936. Abitava in una bella villetta sul Rafutto, una collina che fronteggia da oriente il castello. Questo è il passaggio a livello della strada che portava alla casa dei miei genitori. E questo è lo stesso luogo quale si presentava nel 1951, quando, ospite di uno zio che a Gorizia abitava, lo vidi. Era la cortina di ferro che da Trieste a Lubecca divideva in due l'Europa. Fu negli anni 30 che mio padre, per i motivi che già sono stati detti, dovette aderire al fascismo. Il suo motto, però, come ha lasciato scritto, era scuola e famiglia. Nel 1936 egli vide raccolta la domanda di accedere ad una presidenza. La sua destinazione fu Como, ma a Como prese servizio in una scuola che non esisteva, o che esisteva solo in qualche scartoffia del Ministero della Pubblica Istruzione. E la sua nomina a preside fu revocata e papà dovette accettare obtorto collo quella di una scuola di recente istituzione in un piccolo sconosciuto centro dell'Appennino romagnolo, Galeata,
in provincia di Forlì. Era il feudo del duce e la scuola era intitolata di lui madre, Rosa Maltoni Mussolini, che nulla aveva fatto di memorabile se non metterlo al mondo. Presso Predappio, che era lì a 2 passi, c'era la Rocca delle Camminate, la resistenza estiva della quale il duce era venuto in possesso a seguito di una donazione finanziata da un prestito littorio. Papà fu tentato di rinunciare all'incarico, ma fu consigliato di non farlo. Il duce, se lo avesse saputo, lo avrebbe considerato un affronto personale. Bisogna dire che, soprattutto per merito dello spirito intraprendente e costruttivo della mamma e grazie al carattere cordiale della gente, che era molto orgoglioso del suo preside, nel complesso i 2 anni trascorsi a Galeata non lasciarono un brutto ricordo nei miei familiari. Papà venne invitato anche al veglionissimo dei combattenti e reduci, dove c'era tutta Galeata, ma vi rinunciò per ragioni ovvie, disse. Lui, volente o nolente, nella guerra aveva indossato un'altra divisa e con l'onestà, che costituisce l'eredità più importante e onorevole che ha lasciato alla sua famiglia, non se la sentì di far finta di niente. Lucio si preparò privatamente, cioè sotto la guida di papà, per la 4ª e 5ª ginnasio, superando poi brillantemente gli esami al liceo di Forlì. Nell'estate 1938, assolti i doveri di convenienza verso le terre del duce, papà fu nelle condizioni di chiedere trasferimento. Dove? Dove ci fosse un liceo, classico naturalmente. Fra le sedi disponibili c'era Bassano, da poco dei Grappa, la più vicina a Trieste, dove risiedeva tutto il parentado. E Bassano fu. Nel settembre del 1938 papà dunque assunse la presidenza del Regio Istituto Tecnico Inferiore Jacopo Vittorelli, come allora si chiamava la scuola media. Un paio di mesi dopo nasceva il sottoscritto. Ecco, il mondo del fascismo e la scuola e anche il terreno nel quale, nonostante tutta la propaganda, nasceva anche l'antifascismo. E per rendercene conto, c'è questo breve passo che vorrei leggervi. L'anima, diceva Plutarco, non è un vaso da riempire, ma un fuoco da suscitare. E l'educazione è tutto e lo spirito non si educa schiacciandolo sotto il peso delle conoscenze numerose, ma dandogli un piccolo numero di idee chiare e ben organate, su cui e per cui esso impari a costruirsi da sé il suo mondo pratico e ideale. La pretesa che i giovani debbano sapere tutto è assurda. Basta che abbiano la coscienza della loro ignoranza e il desiderio di sapere e l'attitudine a imparare. Per serbare con precisione i numeri, i fatti e le formule, ci sono le enciclopedie, i manuali e gli scaffali delle biblioteche. Le forze dell'intelligenza devono essere adoperate a riflettere, associare, capire, giudicare e non a trascinare faticosamente e inutilmente il peso morto di una oppressiva zavorra enciclopedica. Sono parole che sembrano scritte ai nostri giorni, ma risalgono addirittura al 1908, quando, tra gli altri, Gaetano Salvemini parlava della riforma della scuola media, che avrebbe dovuto por fine a quella separazione
classista tra il ginnasio, prima, seconda e terza ginnasio, che poi continuano tutt'oggi nell'indirizzo classico in quarta e quinta ginnasio e i 3 anni di liceo ovviamente classico, e l'avviamento, che obbligava a 10 anni a scegliere il proprio futuro sociale. Ecco, nel 1908 quello che vi ho letto era il programma, era la base su cui scrivere una riforma della scuola media, che avrebbe dovuto unificare quei 2 mondi e rimandare ai 14 anni, alla conclusione dell'obbligo, la possibilità di scegliere tra mondo del lavoro e istruzione. Ecco, 1908 questa proposta, che verrà attuata 55 anni dopo, di una scuola media aperta e non classista, viene, dico solo, lasciata cadere con l'avvento del fascismo e della riforma Gentile, che mette 2 mondi separati, il liceo classico e poi lo scientifico che apre l'università, e l'avviamento che apre esclusivamente al mondo del lavoro. Questo è. La riforma, tra i vari aspetti, merita dire, per accennare a cosa era la scuola fascista, pone il capo d'istituto, che riproduce in piccolo quello che è il duce a livello nazionale. Fino allora i poteri erano abbastanza generici, quelli del direttore della scuola. Testualmente recita la riforma di Gentile: a capo di ogni istituto è un preside che ha il governo assieme al collegio di professori. I presidi sono scelti dal ministro tra i professori ordinari con laurea almeno tanto di anzianità. Dalla scelta sono ovviamente escluse le donne. E tutto questo produce la scuola fascista, che vuol dire 2 immagini riassumono tutto. Anno scolastico 47-48, il fascismo sarebbe finito da un bel po', classe quarta ginnasio, sezioni A e B del liceo Brocchi, ovvio, 37 alunni. Andiamo all'anno scolastico successivo, classe quinta ginnasio, 19 alunni. Una insegnante che qui non vedo, anzi c'è lì, la professoressa Bordin, iniziava l'anno scolastico, ricordo come fosse oggi, c'è, insieme con la Vanzetti e la professoressa di matematica, e iniziava l'anno scolastico facendo l'appello e aggiungendo ad ogni cognome: tu non sei fatto per questa scuola, tu hai 3 mesi per ritirarti, tu sarai bocciato sicuramente, il che non era proprio granché stimolante. E infatti l'anno scolastico successivo la classe quinta ginnasio conta 19 alunni. Siamo davanti al preside Simonati, con tutto quello che era il liceo di allora. Vari altri nomi sarebbero da citare, ma li risparmio. La scuola fascista voleva dire anche, esempio, la gita a San Marco, si legge sui libri di quegli anni, sui diari di quegli anni, dopo la visita alla Basilica, al Palazzo Ducale, trovano infine tempo i nostri studenti coi loro insegnanti per una visita ai verdeggianti e fioriti viali del Lido e alla spiaggia del Mare Nostro. Il movimento fondato da Mussolini era riuscito in breve tempo a concretizzare, aggiungo io, e qui riporto tra virgolette, una strana miscela di opportunismo e fanatismo, entusiasmo e obbedienza, fedeltà e paura. E infatti questo, dal punto di vista dei presidi, no, significa fino al 31 dicembre del 26 il governo del re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche fuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati, agenti di ogni ordine e grado, dipendenti di qualsiasi amministrazione, che per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori d'ufficio
non diano piena garanzia di fedele adempimento dei loro doveri o si pongono in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche del governo. Ecco, preside del Brocchi era il professor Giovanni Parolin, che vi rimase fino al 26, il quale molto pilattescamente, ma anche efficacemente, dava la valutazione ottimo a tutti i suoi insegnanti, col risultato che tutte le limitazioni richieste dal nascente e anche non nascente regime venivano vanificate. Quando nel 31 c'è l'obbligo del giuramento al regime, si esercita un controllo diretto, i professori di ruolo, i professori incaricati sono tenuti a giurare secondo questa formula, fedeli al re, ai reali successori e al regime fascista, osservare la mente e via via. E a questo punto, no, la circolare del Regio Provveditore, in un protocollo riservato del preside del Brocchi che ho trovato, chiede informazioni ogni anno al Ministero, dal Ministero con i consueti modelli sul conto dei professori, accertando con quale consapevolezza ed efficacia l'interessato informi il suo insegnamento allo spirito e le direttive del governo fascista. E a questo punto la figura del preside Simonati, di cui si parlava prima, che succede al preside Parolin, è ben diversa, perché nell'ambito di una procedura strettamente amministrativa il fascismo potenzia il ruolo discrezionale di controllo e di potere dei presidi e lo usa per inquadrare gli insegnanti e attraverso gli insegnanti la scuola e gli studenti. Ecco, questo è datata la foto 10 settembre del 54, dopo 28 anni di servizio, passando indifferentemente, senza scompiglio, dal regime fascista alla Repubblica della Costituzione, il momento del saluto al preside Simonati. Ecco, e ci sono alcuni episodi che merita dire perché fotografano bene cos'era la scuola sotto il fascismo. Il primo è datato maggio 31, ne parla, diventerà preside, prima era deputato, il Rino Borin, il professor Borin, che racconta: nel maggio del 31 la scuola di cultura cattolica con sede al patronato San Giuseppe invitò il gesuita padre Magni, rettore del collegio universitario Antonianum, a tenere una conferenza su D'Annunzio. Ci furono dei piccoli scontri e il giorno dopo si trovò sul muro di fronte all'entrata del patronato, che allora era così, una scritta in nero che esaltava le virtù dell'eroe, del poeta, del grande educatore. In quello stesso pomeriggio Don Luigi Soldà, professore di matematica al Graziani, mandò Rino Borin a prendere della calce in un vicino quartiere per cancellare con una scopa le parole scritte. E Don Luigi Soldà apparteneva a quella schiera di insegnanti del collegio vescovile Graziani, che era un baluardo significativo rispetto alle avance del fascismo, e è il primo seduto alla vostra sinistra, Don Luigi Soldà. E c'è l'altro episodio, fa capo alla figura, questo episodio fa capo alla figura dell'onorevole professor Achille Marzarotto, che aveva lasciato la politica con l'avvento del fascismo, dopo essere stato nel Partito Popolare, e era professore di matematica. Ebbene, il preside Simonati, in riferimento alla stessa conferenza su D'Annunzio che aveva provocato le scritte al patronato San Giuseppe, manda questa lettera che ho trovato nell'archivio di Stato sotto Liceo Brocchi alla voce protocollo riservato, dove si dice: mi è stato segnalato stamane e fatto leggere un articolo pubblicato a Roma dove il titolo è
il gesuita Magni e il quartarellista Marzarotto, impenitenti antidannunziani. Quartarellista vuol dire quartarella, era il bosco dove venne trovato Matteotti dopo l'assassinio. E si aggiunge: il professor Marzarotto mi ha dichiarato che né egli ha avuto parte alla preparazione della conferenza né è autore della relazione. Mi rincresce di non poter inviare a vostra eccellenza l'intero articolo che ho dovuto restituire dopo averne presa visione, ma siccome la notizia va divenendo di dominio pubblico e contro il professor Marzarotto si legge particolarmente grave la frase: losca figura di imboscato e velenoso antifascista nella pulcillennata matteottiana, mentre in città persiste un certo fermento per una sua larvata azione antifascista. Quindi, come fascista e capo d'istituto, sento il dovere di segnalare questo episodio al provveditore, che d'ufficio provvede a trasferire, pur avendo famiglia e figli in giovane età, in provincia di Rovigo. Altro episodio importante che sta a dire come funzionava la scuola sotto il fascismo: il veronese professor Francesco Viviani, che insegnava latino e greco al liceo classico di Ferrara. Non aveva mai preso la testa del partito e quando leggeva Demostene o Tacito non mancava di traspunto da quelle pagine di latino o di greco per esaltare il concetto di libertà. Ebbene, il preside Simonati si prende la briga di rispondere quando il professor Viviani venne denunciato dal suo preside al ministero, e il ministero chiamò un docente universitario a fare ricerche. Il preside Simonati non esita a fare ricerche di questo tenore: dirigente riservata a ricerca per sapere se presso un albergo bassanese che guardava alla Valsugana, accertare se avesse preso alloggio nell'agosto del 35 il professor Viviani Francesco, se nella stessa giornata abbia preso alloggio la signora Balboni Elena o un'altra donna altrimenti nominata, se i due abbiano fissato un'unica stanza o due stanze separate, se sia vero che tutte le stanze a 2 letti erano occupate. E il preside va in cerca di questa circostanza del tutto privatissima. Risultato: non esita a muovere conoscenze e carabinieri e a mandare la relazione che produce il trasferimento del preside da Ferrara a Sciacca in Sicilia. Questo è solo per le notizie avute. Dopo l'8 settembre, ma prima, uno dei suoi allievi, che purtroppo non ho saputo riconoscere, ma che voi conoscete certamente, Giorgio Bassani, alla notizia del trasferimento non esita, e purtroppo non si legge, a scrivere al suo insegnante di latino e greco e a dirgli: siamo dispiaciuti di questo trasferimento perché lei ci ha insegnato ad amare la libertà. Finisce che dopo l'8 settembre entra a capo del CLN veronese, tornato nella sua città, viene arrestato nel luglio del 44, trasferito al campo di concentramento di Flossenbürg, poi ad Ora Mittelbau, che era un campo di lavoro, e infine a Buchenwald. E il professor Viviani è indicato dal numero 3 di questa rarissima fotografia e morirà il 16 dicembre del 44, ed è anche per merito della sua vicenda bassanese, sicuramente del preside bassanese. A questo punto, nonostante la pesantezza di questo tipo di scuola dichiaratamente fascista, qualcosa si muoveva, e ne parla proprio Lucio Ies, fratello dell'ingegnere. E se riesco sentiamo le sue parole, dove in un'intervista dell'84
racconta cos'era la scuola. Yes, ho purtroppo 60 anni e quindi al tempo della Resistenza ero giovane studente universitario, faccio l'insegnante in una scuola media superiore qui della città, ma questo penso non abbia poi tanto interesse dopo tutto, no? Dicevo che sono arrivato in maniera, si può dire, autonoma, adesso forse è dire troppo, no? Ma avevo degli amici, dei compagni di studi, di liceo, delle altre scuole medie superiori e della città, in particolare ricordo i nomi di Aristide Nonis, che cadde pochi giorni prima della liberazione, ucciso dalle truppe tedesche in ritirata, oppure Orfeo Evangelista, che adesso è editore a Milano, certo è un nome che forse è abbastanza conosciuto, no? E poi ci trovavamo tra noi, eravamo isolati, eravamo infiammati di valori contrari al regime e contrari anche all'alleanza. Il fascismo era ancora in auge, il primo fascismo, diciamo, non il fascismo di Salò, no? Per l'alleanza che aveva contratto, no? E che c'è da dire? Sì, ci può essere qualche influenza scolastica. Io ricordo che un professore di storia e di filosofia, sempre questi professori di filosofia ritornano nel bene come nel male, per l'amor di Dio non voglio, no, un professore di storia e filosofia, il professor Sante Casellato, che poi andò a insegnare a Venezia, era veneziano e non so come sia finito, ho perso poi i contatti, no? Ecco, con il suo insegnamento ci ha fatto vedere la storia, soprattutto secondo un'angolatura differente. E mi ricordo erano tempi piuttosto arretrati nel decadimento, no? Nello sfacelo dell'Italia. Ricordo che erano un po' le prime discussioni con questo professore, avvennero al tempo dell'invasione della Jugoslavia, quindi attorno all'aprile del 1941, se non sbaglio, quindi sono dati piuttosto indietro nel tempo. Ma essenzialmente fu questo germogliare autonomo, no? Che si appigliava, no? A qualche occasione di insegnamento. Ricordo poi che adesso, forse nel 1942, venne qui come supplente di storia e filosofia, attorno ancora a questo, il professor Elio Chino, che poi divenne ed è tuttora, no, un anglista di grande fama, ecco, che anche lui, no, era su posizioni vicine alle nostre e noi trovammo evidentemente alimento anche dalla sua maggiore esperienza, dalla sua maggiore cultura. E in quell'occasione conobbi anche Amerigo Guadagnin, forse il nome che ha sentito, è il figlio di quello che poi fu fucilato nel luglio del 1944, no, a Valdagno dai fascisti. Ecco, quindi questo germogliare spontaneo, no, e questa assenza di contatti, almeno fino all'anello Chino, direi, no, il quale i contatti ce li aveva a Padova, precedentemente questi contatti non c'erano. Come ci indirizziamo? Perché è chiaro che parlare di antifascismo, no, in modo acritico è un po', insomma, fuorviante, un po' pericoloso. C'è antifascismo, no, ma ci furono vari componenti di vario peso, di varia portata e anche di diverse finalità. Ecco, i riferimenti sono questi: il professor Sante Casellato, che insegnò effettivamente al Brocchi dal 39 al 41, e il giovane studente del secondo anno, Elio Chinol, che poi divenne insegnante di lingua inglese. Altre cose da dire: i riferimenti durante la guerra. Il professor Casellato tradusse Bacone, il Novum Organum, quello dove si parla degli idola, cioè dei pregiudizi, oppure il trattato teologico politico di Spinoza, e qua merita così il sottotitolo che dice: ove viene dimostrato la libertà del filosofare, non solo poter concedersi senza pregiudicare alla pietà ed alla pace della Repubblica, ma non potersi togliere senza abolire la pubblica pace e la stessa pietà. Ecco,
questo è un po' il mondo di allora. Il riferimento a Amerigo Guadagnin, maggiore dei figli di Alfeo, fucilato a Valdagno, primo martire fucilato a Valdagno nel 44, 3 luglio del 44. Ecco, vado un po' più veloce, così accenno io alla seconda parte dell'intervista del professor Yes, che riassume quali erano i titoli dei libri che anche nella scuola fascista, quella del preside Simonati, per intenderci, si poteva leggere, ovvero le opere L'ideologia di Benedetto. le opere di Croce, i testi di De Ruggero, che in qualche modo muovevano le sensibilità dei giovani e li aprivano a quello che poi sarà, all'indomani dell'8 settembre, la scelta antifascista. Quando a Bassano arriva l'occupazione tedesca e subito fa pubblicare sul giornale cittadino proclami espliciti, fogli d'ordini, dove si conclude: io sono propenso, è il comandante tedesco Rütschke che scrive, sono propenso ad andare d'accordo con la popolazione purché i miei ordini siano esattamente seguiti. Di lì a breve nasce il Partito Fascista Repubblicano con questo volantino alla fine del settembre del 43, e il mondo bassanese vede pesantemente la presenza del Ministero dell'Aeronautica, che arriva nel dicembre del 43, non viene a occupare, come era nelle aspettative iniziali, l'Istituto Scalabrini, e arriva invece al Graziani. E qui c'è un giro di studenti legati al Brocchi, legati all'Università di Padova, che avevano sentito le parole di Concetto Marchesi, che invitava a fare qualcosa, che comincia a muoversi. E il diario del giovane classe 1923, come quella del professor Yes, Lino Camonico, ce ne parla esplicitamente. 12 novembre del 43 scrive: nei giorni scorsi siamo rimasti d'accordo con Lucio di incontrarci su un ponticello in mezzo alla campagna se abbiamo qualcosa da dirci, per non farci vedere da uno dei fanatici fascistoni che abita presso casa sua. E ancora, a maggio: stasera dopo 7 mesi mi sono incontrato col mio amico Lucio. Era da novembre che non ci si vedeva più, da quando ci trovammo per scambiarci notizie e giornali clandestini. Nessuno, certo, allora avrebbe pensato che tanto tempo dovesse durare l'oppressione e il regno del terrore, perché allora pareva che il giorno della liberazione dovesse giungere da un momento all'altro, e si era convinti che i fascisti non sarebbero riusciti a insediarsi da padroni. E invece 5 luglio, lunedì, scrive ancora il diario di Camonico: stamattina dormivo placidamente dopo aver vegliato gran parte della notte, quando alle 11 mi vengono a svegliare. C'è un amico che mi vuol vedere, mi vesto in fretta e scendo. Dalla faccia mi accorgo che c'è qualcosa di grave. Nella notte tra sabato e domenica hanno arrestato Lucio mentre stava per lanciare all'interno della caserma, Efrem Reato, oggi Montegrappa, un pacco di manifestini. Hanno fatto una perquisizione a casa, sembra che gli abbiano trovato armi. Insomma, ora lui è stato portato a Vicenza insieme alla madre. E qua nel libro dell'ingegnere Yes è descritto con precisione cosa successe quella mattina quando arrivarono i repubblichini a perquisire la casa, inizialmente senza effetto, ma poi alla fine, quasi per caso, trovarono un volantino uguale a quello lanciato in caserma, dove si invitava a disertare.
Lucio Iesi venne catturato, portato all'ufficio politico del tenente Perillo, alle carceri di Vicenza e successivamente deportato a Mauthausen, da dove Emanciato e Malconcio sarebbe tornato solo il 22 luglio del 45. Aristide Nonis, l'altro che con lui stava facendo l'azione, riuscì a salvarsi divenendo una figura di spicco della resistenza bassanese. Venne ucciso dai tedeschi in ritirata il 27 aprile del 45. E sul libro si racconta della madre che non aveva più avuto notizie e con il giovane autore del libro va, piccolo, meglio dire, va a Verona, dove al Palazzo Barbieri era imprigionato il fratello maggiore. E leggo io le pagine dove si descrive cosa accade. Non sapendo dove fosse detenuto Lucio, ci recammo al comando delle SS. Ricordo un grande scalone nel quale era tutto un andirivieni di ufficiali tedeschi, impettiti ed alteri. La mamma ne avvicinò uno che stava salendo con passo elastico, facendo bella mostra dei suoi stivali lucenti, alto, atletico, di un'eleganza impeccabile. E gli si rivolse nel suo faticoso tedesco. Egli si abbassò verso di lei con signorile degnazione, ma quando sentì che gli chiedeva notizie di un detenuto politico, fece un gesto sprezzante con la mano, come se fosse stato infastidito da un insetto, e protendendo il mento riprese la sua ascesa. La mia piccola madre deglutì amaro e, non sapendo che fare, mi trascinò fuori sconsolata. Prendemmo il marciapiede che corre lungo il perimetro di quell'edificio, che per me da allora ha un che di sinistro, e fummo ben presto distratti dai nostri pensieri da un brusio di voci che usciva dalle grate delle bocche di lupo che davano aria ai sotterranei. Guardando con fatica in quei pertugi oscuri, scorgemmo giù in fondo tante piccole folle che si assiepavano attorno a quelle uniche fonti di luce, tanti volti febbrili e provati che imploravano la nostra attenzione. Erano prigionieri, ciascuno dei quali sgomitava per dire il suo nome, segnalare dov'era la sua famiglia, affidare un messaggio che era urgente riferire a qualcuno. La mamma chiedeva ansiosamente di Lucio se era lì, se l'avevano visto, se ne sapevano qualcosa, ma senza ottenere risposta. E Lucio era finito al campo di Mauthausen. E qui, quando poi alla fine della guerra ritornò, ebbe a raccontare. Ricordo, dal resoconto che Lucio ci fece al suo ritorno, le veglie trascorse sul nudo tavolato, quando le grida dei torturati e gli spari delle esecuzioni riempivano le notti, nell'ossessione che da un momento all'altro poteva venire il tuo turno, e poi le degradanti umiliazioni dei ranci, quando i detenuti venivano riuniti in uno stanzone e da un'enorme marmitta veniva rovesciata sul pavimento una brodaglia bollente che doveva, sotto la minaccia di implacabili aguzzini, essere consumata in 5 minuti, e loro si buttavano a terra e, come bestie accecate dalla fame, si avventavano a gara con il solo strumento della lingua su quel liquido immondo, e poi ancora del sollievo di quando il pasto assegnato era un pugno di bucce di patate crude. La fortuna, se così si può dire in queste circostanze, di Lucio era di conoscere un po' il tedesco, per cui fu deportato in questo campo e proprio per questa sua conoscenza della lingua poté lavorare in questa fabbrica chimica collegata vicino a una vicina acciaieria che produceva elementi base per gli esplosivi. Erano 6.000 lavoratori prigionieri dei campi di concentramento. L'immagine
del 61 dimostra ancora la fabbrica com'è. E come diceva il direttore della biblioteca, il prossimo 26 settembre arriva vicino, e sempre sul libro Conchiglie nella sabbia leggo io, il professor no, l'ingegnere Yes ricorda quegli alberi di Viale Venezia, presenze quasi inavvertite quando, per mano della mamma, mi recavo in centro. Quel giorno, sarà stato sicuramente il 26 settembre, suscitarono la mia attenzione, perché dei soldati, stando in piedi sul cassone di un camion, trafficavano per fissare dei pezzi di filo telefonico ai rami. Io non ne capii il motivo, né la mamma, richiesta, volle dirmelo. Solo mi strinse più forte la mano e si affrettò, come altre persone che erano per la strada, verso casa, e di lì non ci muovemmo. Sappiamo poi come andò a finire. Però in quei giorni, questa è una foto di un rilievo aereo datata 26 aprile del 44, la vicinanza della nostra abitazione, il primo asterisco che si vede più alto, rispetto all'obiettivo della caserma, che si vede col secondo asterisco, il sequestro di molte case del nostro quartiere da parte dei comandi militari, i continui allarmi aerei avevano consigliato molte famiglie a sfollare in campagna. Anche la mamma pensò che era il caso di farlo. Cominciò dunque a cercare, con l'aiuto della signora Finco e di altri, una stanza dalle parti di Casoni, Bessica o Loria. E così, finalmente, quando venne trovata la casa presso Marini di Cassola e cominciava il trasloco, leggo sempre sul libro, avrebbe portato con sé i mobili della camera di Lucio, alcune casse di libri, piatti, bicchieri e il cassone con la biancheria e le coperte. Venne ad aiutarla a disporre libri e oggetti nelle casse Aurelio Nonis, fratello minore di Aristide, l'amico di mio fratello. Una mattina, alla fine novembre, venne sotto casa un carro trainato da un cavallo e vi si caricò quanta più roba possibile. Quando tutto fu pronto e la mamma ed io eravamo appena arrampicati su quella montagna di masserizie, comparvero alcune figure in abiti civili che si qualificarono come agenti dell'ufficio politico della polizia. Ci dissero che era sopravvenuto un contrattempo e che dovevamo passare alla caserma Efrem Reato per accertamenti. Davanti alla caserma, in questa casetta che c'è ancora, era la sede del tenente Perillo. Sopra il primo piano vi era la prigione per le donne e sotto, nello scantinato, la prigione per gli uomini. E vi fu rinchiuso anche l'avvocato Antonio Gasparotto, l'ultimo sindaco della città di Bassano prima dell'avvento del fascismo, e che era stato imprigionato, e così racconta: in una cantina che aveva un'area di metri 3x3 con un solo piccolo pertugio si trovavano normalmente più di 40 detenuti, i quali dovevano dormire in piedi l'uno accanto all'altro, senza acqua, senza aria, senza latrina. Ecco. L'ingegnere Yes e sua madre vennero rinchiusi nella caserma femminile, e fu da lì che, testimone oculare, vide Campana Tullio, Mocellin Leone e Todesco Antonio uscire dalla caserma, dalla prigione, per essere condotti a San Michele, dove sarebbero stati fucilati. A questo punto vengono, nel gennaio del 45, il tenente Perillo, scrive ancora il libro, ritenne che non era il caso di trattenersi oltre, forse aveva necessità di liberare dei posti in carcere, e così fummo confinati a San Zenone degli Ezzelini, sotto la sorveglianza dell'arciprete Monsignor Oddo Stocco,
che, in collaborazione con 22 famiglie della sua parrocchia, diede ospitalità a 53 persone di fede ebraica. Questa è una foto successiva alla guerra, dove una di queste famiglie, la famiglia Gazzola, si ritrova con i 3 ebrei che aveva nascosto. Intanto Lucio era stato mandato a Mauthausen e con difficoltà scrisse il 14 marzo del 45 questa lettera a casa, citando anche il fratellino. E lavorava, come vi ho detto, nell'industria che era prossima al campo, e la mamma ed io, scrive l'ingegnere, finita la guerra continuammo a presidiare la nostra postazione in Viale delle Fosse, dove i transiti degli ex detenuti, finita la guerra, si facevano sempre più frequenti, sottoponendo ad interrogatorio chiunque si fermasse. Finalmente, una sera, 21 giugno del 45, un gruppo di trevigiani scesi da uno sgangherato camion diedero la notizia tanto attesa e sospirata che Lucio era vivo. Lo avevano lasciato a Bolzano e che probabilmente sarebbe arrivato l'indomani. E a questo punto la descrizione, leggo le ultime 2 pagine del libro, dove scrive: il pomeriggio del giorno dopo, da una traballante corriera, scese, quasi irriconoscibile, colui che avevamo tanto atteso. Era magro e maciato, i capelli cortissimi, i vestiti laceri, ma, e questo dice tutto su di lui, con 2 pesantissime casse di libri di matematica e di fisica al seguito, frutto del saccheggio cui, in una Linz quasi distrutta e disabitata, con altri prigionieri liberati, si era lasciato andare, i mattoni con i quali avrebbe cominciato a ricostruire la sua vita. Riesco a leggere ancora. Come un fiume in piena che rompe gli argini fu il lungo racconto che intrecciammo nei giorni seguenti. Il racconto circostanziato e più volte reiterato di quanto non era stato detto o era stato solo cripticamente accennato nella corrispondenza. La nuda verità, insomma, senza più omissioni, censure e autocensure. Il quadro che ne uscì fu terrificante, ma guardandoci intorno prendemmo coscienza di quanto, dopo tutto, i dadi fossero stati benigni con noi. E se da un lato le ferite non si rimarginarono, se non molto lentamente, per lungo tempo la mamma ed io fummo svegliati di soprassalto nel cuore della notte dalle urla strazianti di Lucio. Pure anch'io, forte di quell'esperienza dei miei 6 anni intensamente vissuti, percepivo attorno a me un'aria nuova e leggera, che era forse la lieta speranza di un mondo migliore. Ecco, c'è il libro per chi volesse, in fondo alla sala, che è in vendita, e scusate l'emozione, ma probabilmente merita anche leggerlo, rileggerlo, per tanti motivi che ci portano a riassumere e a riprendere quelle pagine così intense, profonde, ma vitali della storia della nostra città. Grazie.
sono domande, richieste, interventi, ben volentieri, riprendendo un po' il filo del discorso. Va detto che poi, come si accennava agli inizi, poi il professor Lucio Ies ha insegnato all'università, e negli anni ruggenti del 68 lasciò l'insegnamento universitario e scelse il liceo scientifico, e ho avuto anche la fortuna di averlo come collega, quindi è anche questo un po' il motivo delle emozioni. Se ci sono domande o richieste.